Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. L'autunno sta prendendo piede nel vero senso della parola sul nostro territorio, sono arrivate delle piogge su gran parte delle regioni del centro-nord, tuttavia sembra si tratti di un passaggio rapido. Proprio per capire perché sarà un passaggio rapido volevo farvi vedere una mappa in quota circa 5.500 metri incentrata su mercoledì, quindi andiamo avanti di qualche giorno, ma è una mappa significativa che ci fa vedere la risalita dal Nord Africa di una figura di alta pressione. Si tratta di un'alta pressione che avrà a farci compagnia appunto nel corso della settimana e che ci proteggerà da nuove incursioni atlantiche probabilmente fino a venerdì. Di conseguenza, come dicevo, si tratta di un passaggio perturbato abbastanza rapido, anche se qualche residuo qua e là potrà esserci nei primi giorni della settimana. E per capire un po' la distribuzione delle precipitazioni andiamo a scrutare un attimo cosa ci dicono le mappe delle precipitazioni previste per i prossimi giorni. Iniziamo subito da lunedì, quando il maltempo si impossesserà di gran parte dell'Italia. Potete notare che soltanto la pianura padana e anche quindi il nord-est, il Veneto, siano prive di precipitazioni degni di nota, a parte qualche residuo nelle primissime ore. Per quanto riguarda martedì, le cose andranno già meglio, ci sarà il ritorno del sole su buona parte delle regioni, a parte le zone alpine, le temperature sono in calo. Tempo buono anche mercoledì, quando ci saranno solo qualche precipitazione sulle Alpi, e anche giovedì la situazione sarà abbastanza identica, quindi con dei residui di precipitazioni che interesseranno le zone di confine. Quindi possiamo dire che la settimana vedrà un graduale miglioramento del tempo, appunto per l'allontanarsi di questa perturbazione, mentre bisognerà fare i conti per forse un nuovo possibile peggioramento alla volta del prossimo fine settimana. Con ora concluso, auguro a voi tutti una buona settimana e, se avete tempo e voglia, ci vediamo nel prossimo appuntamento.